Perché all'epoca che mangiavano le marmotte, Aquí de marmota il n'y a pas ici. Ici à Niort. Maintenant il y en a. Mais avant il n'y en avait pas. Et maintenant, il n'y a qu'aucune de mon plat, de mon laciment. Maintenant il n'y a pas. E si mangiava, io con gran padre mangiavo il rinard. Metteva dei piedi su dell'arte. Quello non c'era uno i piedi, lo gettava un po' di tavolo, all'epoca, lo mangiava, lo pettavano, lo facevano si via, tutto facevano si via. Io ne mangiavo dei rinard. Come lo adobavo? Come lo preparavo tutto a qua? Allora, quello la cantavano, i piedi, lo pellavano, quelli lavavano la pelle. La pelle mettevano la sirena, come si dice? Do canadaica fresca, vedi qui? Quando non invece mettevano di fuori che per levare il cavo dei sauvaggi, lo fiume, come si dice? Voilà. E voilà. Ma qui mettevano, come si dice, la sirena, non la calava dei piatti qui. Lo mettevano un pennino qui, puis pendant tutto il mese li stavano qui, li stavano. Même lo tai su, poi lo tai su. Lo tai su lo mettevano dell'asse qui. Lo piede, quello che cantava io, petang, era già un mese, come si dice, già ben elaborato, era già. Se chi ha che lui ci ben di tia perché sente lo tai su, senza mai sente. Il aveva tutto lo grasso, tutta la grasso che io, tutto lo grasso. Mon grand-père est bassiste qui, quand cantava io, che gettava la chitarra, petang di pisce regalava. Allora, le mettevano di occhi e poi come un civière, come della pipa, voilà. Après, lo facevano, les louis, lo facevano marinare. Les louis, lo mettevano d'olio, facevano una marinata. Pendant non c'era due, che stavano le marinate, coupa. E poi lo passavano qui a... Come si vede della P, uno dopo, voilà. Augusto passava un po' mieux. Passava un po' mieux, oui, voilà. Et après, à l'époque, on a eu chamousses. Pas comme on regarda. À l'époque, quand on avait un peu de viande, mon grand-père, quand on avait un peu de viande, avait un fusil. Il avait besoin d'un fusil de guerre à l'époque. On a un passé là, qui est le chamousses. On avait là, puis il y a un chamousse, puis lo si reciampava qui, le spiegava tutto come fu qua. E poi pigliavo il gigot, lui salava, come se salava il ciambù, e lo mangiava piccino, voilà. Ma quello buono. Sì, che dopo magari ora troviamo sai, un po' forte, ma lui qua era un regalo per lui. Parce que mieux que le tesson, le rinard. Voilà, ouais. Et la marmotte, non, il n'y a pas qu'elle est pas volée. Ma della marmotte qu'il n'y a pas ici, il n'y a pas à l'époque, d'accord? Pare che... Ma la marmotta è buona marmotta, La marmotta è ben a Rubio, vedi qui? A Ruro, da Mongarlongucchi. Notre perché mon padre faceva il cordonier e poi faceva l'entreprise. Abbiamo fatto da Mongarlongu e abbiamo fatto la vacciaia, che la varanza l'abbiamo portato. Poi da a Rubio abbiamo fatto des abris pour les pastres. Mon père connaissait, a Rubio, quand on fait le studio, tout le monde connaissait. E io il pastre da ancora, metto di piedi in marmotta. Tappavo i trauci, mettevo qui un pastre, e col sotto, bam, la marmotta la cantava i piedi. Allora, appena mi portava. Ma poi morire, io ne ho mangiato per poi morire, Altrimenti c'è tutta la graissa perché è grande, Il y a ben bene. È buono. La già mangiata? Non c'è mai, ma Hando mi diceva che... È come un lopi, perché è come un lopi. Buttavano tutte le beal, Da buono li caleva tutta la graissa, diciamo, perché è grande, perché la marmotta quello viene l'1 di settembre. È pieno di graissa, ma se tutto ben graissato, e poi si mette la serena, le bianche che si dice, e poi fa quello come un lapì, copre tutto di mutello, voilà. Luciato non te ne vengo mai a mangiare, ma già che da mangiare, Tra l'altro è la muovo, se non c'è la sera, me lo vi. Vorrei che scomodo la pila, l'ho buttato. Meme allo c'è il mio il y a sta gran maglia della trippa qui a nudo qui. Già te fai cuire. Appena fai mangiare gli altri, ne viene che di più, basta, dirai che la pi. Elle avait comment on appelait ça déjà à l'époque? Quoi?
Elle avait le cercle. Le cercle, à Ruda, il y avait un cercle. Le cercle des villages qui eravamo, che a Naumbe quello c'era. E di tanto in tanto, e aveva un chat che gli mangiava i lapins. E che ha fatto un giorno, a forza di fare, l'ha incantato e l'ha tirato il chat, ma l'ho gettato. E hanno tutta la pelle, la faccia cruda come un lapì. E poi che tutto che doveva mangiare, quindi già mangiato di buon lapì come un co'.